Cosa ci volesse fare con 457 tra lettere e pacchi non è ancora chiaro, né lo ha spiegato, ma la mole di materiale è tale da aver sbalordito i carabinieri. L'abitazione di un portalettere 44enne originario di Taranto ma residente a Spresiano si era quasi trasformata in una succursale delle poste. Missive mai arrivate da mesi, magari con conseguenze pesanti per i legittimi destinatari. Una montagna sparsa nella casa dell'uomo, ai quali i militari erano arrivate per altre indagini non inerenti a questa vicenda. Dovevano fare un controllo nella casa, ma poco dopo le 13 di ieri hanno scoperto l'incredibile. Il portalettere era incaricato delle consegne per conto del centro direzionale delle poste di Lancenigo di Villorba. Ora i militari stanno cercando di capire se il 44enne avesse intenzione di rivendere il contenuto dei pacchi, ma il particolare che nessuno sia stato aperto, così come le lettere, ha fatto scattare per ora solo la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il 44enne dovrà rispondere alle domande e chiarire se la sua fosse soltanto una enorme e paradossale pigrizia o se dietro ci fosse qualcos'altro. Nel frattempo, le quasi 500 missive sono state poste sotto sequestro e verranno regolarmente distribuite ai legittimi proprietari, sperando che non sia troppo tardi.